Allora c'è un piccolo fuori programma, perché questa sera sono state premiate 3 liguri del mondo eccellenti e direi che questa sera c'è un'altra persona che vorremmo premiare, un ligure eccellente che fa anche il presidente, ovvero sia c'è un particolare segno e sign of appreciation per il nostro presidente, e che adesso glielo consegniamo, e vorrei che tutti quanti voi faceste un bel applauso perché se lo merita. Sì, leggi tu, leggo io. Leggo io. Ma è Belancia, no, leggi tu, leggo io. Una sintesi. È un premio che abbiamo voluto dare noi 4-5 collaboratori da anni del nostro Presidente, del quale è inutile raccontarvi la sua vita perché ne ha fatte tante e di più. Vi posso solamente dire che è nato anni fa, non si sa quando, è laureato in ingegneria meccanica, ha fatto tantissime cose nel mondo dello spettacolo, della cultura, dello spettacolo e della politica. Tra queste cito le iniziative che ha avuto dall'83 al 93, dove è stato presidente dell'ente di centramento culturale creando Vivi Centro Storico per il recupero artistico e ambientale del centro antico di Genova, il cinema nel Rosetto presso il Parco di Nervi, teatro di parola, ma non dimentichiamo le numerose serate musicali svolte nei palazzi storici e nelle ville del territorio ligure, grazie alle quali monumenti, palazzi d'epoca, fortificazioni sono stati valorizzati mediante l'illuminazione artistica. Ad esempio citiamo l'illuminazione della lanterna nell'85 per la prima volta nella nostra città, poi avanti, mi pare fine che sia diventato nel 2010 consigliere d'amministrazione del teatro Carlo Felice e attualmente ne è consigliere di indirizzo. È socio fondatore dell'Associazione Liguri del Mondo, di cui ad oggi ne è presidente internazionale. Innumerevoli e impossibili da citare le iniziative e gli eventi promossi e organizzati dall'associazione durante il periodo della sua presidenza, per cui crediamo che Mario Menini si sia ampiamente meritato gli attestati di stima che noi, più stretti collaboratori, abbiamo il piacere di consegnare. Fabio, Sharon, Daniela e Silvia. Bravo! Aspetta un attimo, fallo vedere a tutti. Consegno il cigno d'argento a Mario Menini, questa volta è veramente argento, se ci credete. Prego, tieni. Segui di sera, Bravo. Grazie Presidente. Mi confondo, ormai io dico Presidente, non capisco più niente. Sì. Vi ringrazio e sono molto emozionato perché non mi aspettavo questo colpo di teatro, però credo che qui i nostri amici vogliono cominciare a mangiare, perché se no cosa si rimanete a fare? Venite con noi. Prego, facciamo la foto. Mettiti qui. Ecco, vieni Sharon, dai, tutti insieme, dai. Questa foto andrà sul Daily, com'è l'altro? Andrà su Washington Post. Ecco. Stanno cercando il direttore, Grazie a tutti, bene. E ora ci siamo? Dai. E ora cantiamo. Vai. Franco Piccolo e Emiliano. Voleva partire senza la palanca. Vedi, è stato un gran braccio. Grazie. Questa è la sua piccola passo. Perché voleva partire senza la palanca.
Quindi se qualcuno di voi desidera, ciao Cristina, se qualcuno di voi desidera ricordarvi queste battute, sforzatevi, perché sono le battute che potete fare con i vostri cari il giorno di Natale. Tra amici, sai, è morto Parodi, avrà avuto la sua convenienza. Tra genovesi, mi presti 5 euro? Mi spiace, ma qui non ne ho. E a casa? A casa tutti bene, grazie. Sai, è morta la zia Ernesta, davvero? E che cosa c'aveva? Ah, niente, un paio d'orecchini, un giro di bello. Dal giornalaio, vorrei il secolo XIX, me lo toglie il prezzo perché è un regalo. Prima notte di nozze, lei sotto le lenzuola. Caro, sono senza mutandine. Lui, non incominciamo a parlare di spese. Pedofilo genovese. Scusa bambino, ce l'hai la caramella? Telefonata notturna nel cuore della notte, risponde e dall'altra parte del filo parla un maniaco che fa chi risponde è un asmatico. Maniaco, asmatico, maniaco, asmatico. Scusi, ma ha chiamato lei o ha chiamato prima io? Viaggio di nozze, due genovesi si incontrano a Londra. Ciao Gino, cosa ci fai a Londra? Sono in viaggio di nozze. E tua moglie? Mia moglie non è venuta perché c'era già stata. Sapete come si faceva a guarire un genovese balbuziente negli anni 60? Bastava fargli fare una telefonata intercontinentale a suo carico. In farmacia, mi scusi signor, il farmacista, mi scusi signor Parodi, così mi fa un bel primo piano. Mi scusi signor Parodi, ieri mi sono sbagliato, anziché l'aspirina ci ho dato la strichinina. E che differenza fa? 10 euro. Diciamo quasi, tra amici, uno, se io andassi con tua moglie, te lo chiedo, se io andassi con tua moglie diventeremo parenti? E lui risponde, no, diventeremo pari. Ma non è vero, questa cosa. Perché lei è mia moglie, non vorrei che siamo. Uno, sapessi come stavo male nel 42. E come mai? Io ho sempre portato il 44. Marito, che senso le vere bellinate. Cara, sai dirmi che ore sono? Manca un quarto alle 9. Beh, in questa casa manca sempre qualcosa. Aspetta, siamo qua, auguri di Natale? Lui a lei. Ricordatevela questa, Se ti facessi tatuare la scritta Buon Natale sulla coscia sinistra e Buon Anno sulla coscia destra, posso venirti a trovare tra le feste. L'avete capita? No! No, perché qui il pubblico non è che sia intelligentissimo, non è che abbiamo a che fare con te. Allora, siamo in Via del Campo. Via del Campo, dove ci sono due signore che si chiamano... No. Maria, diciamo due lucciole, un po' fanetti, come si suol dire, un po' avanti, no? E una dice, nel periodo natalizio, e tu a Babbo Natale che cosa ci hai chiesto? Ma 50 euro come a tutti gli altri. Letterina di Natale, caro Babbo, il bimbo che scrive, caro Babbo Natale, manda un po' di vestiti a quelle povere signore che sono sul computer di papà. Questa sarebbe la storia di Menini, che sembra ingegnere ma è sempre a vedere YouTube. Due anziani a letto, è un po' la storia della nostra vita se vogliamo. La mattina di Natale, un momento meraviglioso. Il marito, Maria, ma secondo te noi abbiamo feeling? Ma controllo un po' nell'armadietto delle medicine. Il 31 dicembre il marito trova la moglie a letto con uno e dice, e questo chi è? È l'ultimo dell'anno.
Tanti auguri. Ciao, ciao televisione, ciao Cristina. Indimenticabile, impareggiabile Rodi Carletta, grazie. Bravo. El nombre, no me recuerdo. Mirta Madies, stai al nord della Patagonia, giusto? Mirta, Patagonia. Sì, sì, dell'Associazione Ligure della Patagonia. Oh, bueno. Però in questo momento Luca, vuoi venire? Bueno, Luca Beverini da New York, presidente dell'Associazione dei Liguri. Ciao! Mirta parla bene italiano, ma tu ci dai una mano, dai. Soledad Pastorino, de donde? Vai. Luca Cessarego, Vice President. Hola Soledad, hola Mirta. Ciao. Alessandro Pirandello, rappresentante dell'Associazione Carboneros Unidos di Buenos Aires. Ciao Alessandro. Vediamo. Robert Barletta. Ci sente? Sì. Alessandro, senti. Alejandro. Ciao Alessandro. Non so se si ascolta. Sì, si sente, si sente. Allora, Luca Beverini è il presidente di New York. La parola un attimo. Charles è Santa Caterina del Brasile, un grande architetto, è venuto qui. Lui è Barletta. Mirta, Mirta, ¿me escuchás? ¿Querés decir una palabra, un saludo desde la Patagonia? En italiano, si podés. Ciao ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, sono Charles Caviglia-Boni dal Brasile, saluto tutti. Raccontaci qualcosa della tua associazione. Scusi? Raccontaci qualcosa della tua associazione. Noi siamo ubicati al sud del Brasile, nella provincia di Santa Catarina, e siamo la prima scuola italiana in Brasile, è stata fatta dai Liguri, sono partiti da Genova nel 1836, siamo tutti Liguri lì e fino ad oggi tutti insieme nella Polonia. Lui è un grande costruttore, grande architetto. Grazie. Passiamo la parola a Luca Beverini da New York. Luca, dici qualcosa, dai, com'è lì il clima? Stai bene? Ma il clima adesso sta nevicando. Volevo augurare a tutti buon Natale e anche dire c'è collegato a Vivian Cardia che è il nostro board member e Vivian. Quindi siamo in location diverse ma collegati tutti insieme a voi. E ce la puoi far vedere lì Vivian o è lontana, non riesci? Vivian è collegata. Eccola là, Vivian! Ciao, ci siamo... Ecco, ci siamo incontrati tanti anni fa a... Mi ricordo! Ti ricordo? Oh. Mi ricordo benissimo! Poi Al Palazzo di Colombo! Esatto, poi ogni tanto tu vieni qui in Val Fontana Buona. Arriverò a maggio! Ecco, so che vieni sempre. Poi mi informerò col sindaco così mi dirà quando ci sei, verremo a trovarti. Ok? Sarebbe ora, va bene! Come lo vuoi passare il Natale? Cosa fate? Dimmi che festa fate? E qui in Florida non è che c'è una stagione natalizia, c'è il mio albero, se ho l'albero e basta. Va bene, bello. Però c'è il sole e vado in piscina. Bene, complimenti allora. Grazie. Sentiamo un po' Robert Barletta, cosa ci dici Robert? Buon Natale a tutti! ¿De dónde habla? ¿Dónde sei? Parlo inglese e italiano. Ah, bene, da dove mi chiami?
del gruppo Io sono con Luca e Vivian. Ah, sei con Luca Beverini? Sì. Bene, e Vivian Cardia, sì. Bueno, come sta andando lì? Tutto bene? C'è la neve, è bello, è natalizio, Tutto bene. Aspettiamo anche noi un po' di sole che ci mandi Vivian. Allora noi, se avete tempo, vorremmo invitare qui l'ensemble del liceo musicale Pertini di Genova, Andrés Buschiazzo. Sì, vorremmo farvi sentire Ma se che penso, la conoscete Ma se che penso? La conosci? La conosci Beverini Ma se che penso? Sì, lo conosco. Birta la conosci? Sì. Charles Boni la conosci Ma se che penso? Ma certo, mi ha presentato lei, bellissima canzone. Ma se la consenti che ma se su uomini vedo nel monti a ciassa d'annunzia rivedo se strenze vedo a lanterna a cavalla rivedo a del consiglio direttivo, no? Delle scene butiche in Catalogna, che non siamo potuti riunire oggi, e anche poi il saluto del console generale d'Italia Valle Blanca, che sono stato ieri con... ¿No se ascolta? Sí, escuchamos. Sono qui con lei e mi ha detto di farvi gli auguri per Natale e per la fine dell'anno. L'ho detto in questa riunione, molto contento, e così oggi ho anche inviato una copia via web del giornale. Grazie. Alessandro Brignardello, vuoi ricordare tu un saluto da Buenos Aires? Certamente, ciao a tutti, grazie mille per fare partecipe a tutti noi di questo incontro che fanno mañana. L'anno scorso non siamo stati, ma l'altro sì che all'altro giorno mi ricordo che dovevamo giocare la Coppa del Mondo e io avevo le due magliette con l'Italia. Quella è la il saluto che facciamo non solo a noi dell'associazione Genovese Argentina Dragones Unidos, ma anche la settimana scorsa abbiamo fatto un incontro del tutto le società a Buenos Aires con i portacanto, con il libro della Boca, il completo della Boca, il museo storico della Boca, la rivoluzione della Boca. Attraverso voi cerchiamo anche di fare partecipe a queste ultime tre associazioni che non hanno il riconoscimento della ragione per una questione del suo statuto. Però anche a Claudia Costa, che per noi è molto importante per noi. Claudia Costa, sì. Non conosco tutti quelli che sto vedendo attraverso telefonino, ma certamente sia Mieta e Soledad che stanno facendo un lavoro molto importante
nel cosiddetto Inghilterra dell'Argentina dal sud al nord, sono tante le società genovese unite qua in Argentina. Grazie, diamo un attimo la parola a Charles Boni. Prego, prego. Charles, vai. Ciao a tutti, vi ringrazio per l'invito a questa celebrazione e poi ho l'onore di aver conosciuto il signor Bonini, da poco sono stato a Genova, il signor Raccolle Costa anche, è stato un piacere. Adesso abbiamo anche un punto di riferimento rispetto alla Liga del Mondo qua più in Brasile, siamo onorati di far parte di questa associazione, è davvero un piacere. Porto anche i saluti del signor Oscar Lenzi della console italiana qua a Curitiba. Grazie Carlo, grazie Charles. Grazie. Diamo la parola a Soledad Pastorino, che è dell'Associazione Ligure di Tucumán, Argentina. No se escucha. Prende el micrófono, no se escucha. Está apagado el micrófono. Ahora sì. Buonanotte a tutti, ora? Sì? Adesso sì. Bene, io porto il saluto dell'Associazione di Ligure di Tucumán Nova, perché i Ligure sono arrivati fino al secolo XIX e dopo la prima e seconda guerra mondiale il Piemonte del nord dell'Argentina. Comunque non si conosce tanto come l'immigrazione che è vicina al primo doppiato, però abbiamo diverse storie qua. Noi siamo più una associazione discendenti, io sono figlia, nipoti, pronipoti, che portiamo avanti l'iniziativa, diciamo. Porto un augurio per tutti voi, un grande abbraccio, con un piccolo desiderio di pace nel mondo soprattutto, come sta la situazione mondiale, molto importante, come sono immigrati nel mondo, figli di chi sono anche venuti dopo la guerra, quindi per quello è molto importante questo, diciamo, questo discorso di fraternità anche. Questo è il nostro desiderio come associazione e un grande e caro saluto a tutti i nel mondo. Grazie. Chiediamo a Luca Beverini ancora se vuole raccontarci qualcosa della loro realtà associativa. Sì, intanto volevo anche portare il saluto io e Robert siamo le nuove leve, ma Vivian e poi c'è anche Carlo Romairone che Mario conosce bene e Nicola Mossa che sono parte del nostro board. Niente, vi chiediamo sempre un aiuto più a pubblicizzare perché siamo sempre in cerca di nuove leve, è sempre difficile continuare questa tradizione, per cui anche lo dico anche agli altri che vedo collegati qua, magari possiamo provare a aiutarci a vicenda in modo tale da mantenere questa bellissima tradizione che dura da tantissimi anni. Grazie. Guarda, mi inserisco, ciao New York, ciao tutto, ciao mondo, io mi chiamo Marco Raffa. Abbiamo visto poco fa in una foto Carlo Romairone e ti pregherei anzi di mandargli un saluto perché noi ci siamo stati con i Sestieri di Lavagna, quindi il gruppo storico nel 92, c'è una bella foto. Se sta bene. E come sta soprattutto? No, sta bene. Abbiamo fatto la nostra cena di Natale associativa recentemente, sta bene. Oggi era un po' venerdì, per cui è stato un po' più difficile. Allora digli che lo abbiamo visto, salutato e ricordato, e con grande affetto. E speriamo di ritrovarci presto lì. Ciao! Grazie a tutti e buon Natale a voi e alle vostre famiglie dall'Associazione dei Liguri nel Mondo. Grazie, vai Luca, digli qualcosa in spagnolo. Bueno, igual los que están conectados de Argentina hablan italiano perfecto, los tres. Pero bueno, un saludo para todos ustedes, para sus familias, para sus asociaciones. Y nada, sigan así, llevando adelante las actividades, porque es muy importante tener una referencia allá en Argentina de nuestra querida Génova. Gracias. Grazie Luca, grazie a tutti.
Grazie a te. Grazie a tutti voi. Buon Natale. Buon Natale, buon Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Se venite in Italia vi aspettiamo. Ok? A braccia aperte, con grande cuore. Bueno, ciao a tutti, ciao, 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 auguri.